Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come ogni giorno, tanta la cronaca. Ieri giornata davvero da bollino nero sulle strade del Veneto, incidente stradale nel Vicentino dove a perdere la vita è stata una ventenne, 4 feriti. Poi ci collegheremo con la nostra redazione di Vicenza, ma ancora c'è stato un incidente stradale anche sulla Postumia questa mattina, nonostante fra l'altro tutti i controlli da parte delle forze dell'ordine, i presidi ieri per cercare insomma di far passare la giornata di Ferragosto tranquilli, però tanti davvero gli automobilisti e purtroppo anche la disattenzione alla base degli incidenti. Intanto vediamo, ci colleghiamo in diretta proprio da Treviso con il nostro Christian Arboit. Christian, ecco qua, lo vedo. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno a studio anche da parte di Alberto Pivetta per la parte tecnica. Proprio in questo momento sulla Postumia siamo all'ingresso di San Biagio di Callalta, è arrivato il soccorso stradale. Si tratta di recuperare questa moto, eccola qui, che è finita nel fosso dopo un sorpasso, a quanto pare, anche se i rilievi sono in corso e se ne stanno occupando i carabinieri con la polizia locale di San Biagio di Callalta. Poco meno di un'ora fa questa moto stava procedendo in direzione Treviso quando pare appunto nel corso di un sorpasso ha speronato una Volvo Station Wagon, da qui la carambola fino a questo fosso. Il conducente, un ragazzo, è stato portato al Cafoncello, sembrerebbe fuori pericolo di vita, era cosciente, dicono i soccorritori. Di fatto si tratta dell'ennesimo incidente sulle strade nella Marca, alle prese ovviamente con il traffico delle vacanze. Soltanto ieri, il dato è di pochi istanti fa, i carabinieri sulla Treviso Mare, che è la strada qui parallela, hanno elevato circa una ventina di sanzioni, ben 9 le patenti ritirate per eccesso di velocità soprattutto e sorpassi azzardati, non solo, anche una guida in stato di ebbrezza, ma faremo il punto ovviamente nelle prossime edizioni. Per il momento dalla Postumia a San Biagio di Callalta con Alberto Pivetta è tutto, vi restituisco la linea. Grazie davvero a Christian Arboit ed Alberto Pivetta. Noi andiamo avanti sempre con la cronaca perché una Ford Fiesta condotta da un uomo risultato positivo all'alcol test si è schiantata contro il cancello carraio della questura di Verona in via Campomarzo. Il guidatore è stato trovato positivo all'etilometro e verrà denunciato in procura, oltre ovviamente a subire il ritiro della patente. Si è trattato, riferisce la polizia locale di Verona, dell'ultimo di una serie di incidenti che hanno caratterizzato la giornata di Ferragosto nella città scaligera. Sono 982 gli incidenti rilevati a Verona da inizio anno, con un trend in aumento rispetto al 2022, mentre sono 141 gli automobilisti segnalati alla guida in stato di ebbrezza, fenomeno che sta aumentando in modo importante soprattutto nei fine settimana fra i giovani, e contro cui sono in atto varie azioni da parte dell'amministrazione comunale veronese. Ovviamente iniziative e provvedimenti che vengono presi un po' in tutte le province, lo abbiamo detto più volte, insomma tanti gli incidenti, un fenomeno che è in aumento rispetto all'anno scorso, e soprattutto lo avete sentito, in aumento anche gli automobilisti trovati positivi all'alcol test. Questo nonostante insomma le tantissime iniziative che si stanno portando avanti sia da parte degli enti locali, delle istituzioni, delle forze dell'ordine, per insomma cercare di far capire soprattutto ai giovani, ma non solo, cosa può accadere quando si beve e poi ci si mette alla guida di un'auto. Fra l'altro proprio di recente vi abbiamo anche fatto vedere un'iniziativa delle discoteche con i taxi che portano a casa i giovani che si trovano, insomma, che hanno bevuto, che non hanno la possibilità di rientrare, ecco, in macchina a casa. In 6 città italiane
c'è stata fatta questa sperimentazione, questo progetto importante delle discoteche, poi se questa prova, questo progetto andrà bene, andrà in porto, sarà allargato anche ad altre città d'Italia e ovviamente del Veneto. Abbiamo parlato di un incidente di un'altra, dell'ennesima tragedia della strada, a perdere la vita purtroppo una ventenne. Siamo nel Vicentino, io vedo già nel nostro schermo la nostra Luisa Bertini. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Ponte di Barbarano, dove alle mie spalle, qui in Riviera Berica, ieri attorno alle 22:30 si è consumato un tragico incidente che ha coinvolto 4 mezzi. Stiamo parlando di una strada che collega Vicenza a Noventa Vicentina. Purtroppo una giovane 21enne di Nanto non ce l'ha fatta. Sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri e il SUEM, che non ha potuto far altro che accertarne il decesso. Adesso siamo qui in compagnia del sindaco di Barbarano Mossano, Cristiano Pretto, perché questa è una strada che non è nuova in realtà a questo tipo di dinamiche. Sì, non sono frequenti gli incidenti, a dire la verità, però purtroppo ogni tanto capita. Una strada, un tratto diritto che ha visto ieri sera questo tragico incidente dove ha perso la vita questa giovane ragazza. Mi dicono i carabinieri di Barbarano Mossano, che sono intervenuti appunto per i rilievi, che le dinamiche sono ancora in corso di accertamento. È un tratto appunto veramente che è inspiegabile, nel senso che adesso si sta valutando se è dovuto alla velocità piuttosto che a un altro episodio. Sono in corso di accertamento e, come dicevo, adesso attenderemo notizie dagli accertamenti appunto. Ecco, diciamo che è una strada provinciale e voi chiedete anche che si intervenga in qualche modo dal punto di vista della velocità. Ma adesso noi faremo delle valutazioni con l'ente gestore della strada, appunto, se è il caso di installare qualche strumento per ridurre la velocità. Quello che è possibile fare, ovviamente, perché il tratto è rettilineo, non ci sono abitazioni, però ecco, faremo anche noi questo tavolo di lavoro, attiveremo questo tavolo di lavoro per capire se è fattibile qualche intervento. Ecco, io ringrazio il sindaco di Barbarano Mossano e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie davvero a Luisa Bertini, l'abbiamo detto, insomma, l'ennesima tragedia della strada. Noi rimaniamo sempre nel Vicentino con la cronaca, perché un giovane uomo ha acceso il barbecue ed ha incendiato l'appartamento ferendosi gravemente. È accaduto a Bolzano Vicentino. Bolzano Vicentino, un pranzo di Ferragosto che poteva trasformarsi in tragedia. Si trova ricoverato in gravissime condizioni al centro Grandi Ustioni di Padova un giovane americano residente di 34 anni, vittima di un incidente domestico. Ieri a pranzo aveva organizzato un tradizionale barbecue sulla terrazza della sua abitazione in via Generale Dalla Chiesa, ma al momento di accendere la griglia è stato investito da una potente fiammata. Colpite braccia, torace e parte del volto. Un boato sentito da tutto il quartiere che ha fatto scoppiare molte vetrate. Immediato l'intervento delle squadre di vigili del fuoco provenienti anche da Bassano e Tiene, con 3 autopompe, 3 autobotti, autoscala e 15 operatori. I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme, propagatesi dalle tende da sole, impedendo l'estendersi del rogo all'intera struttura composta di 6 appartamenti, 3 dei quali fortemente danneggiati. Intossicata anche la compagna dello statunitense, evacuate 5 famiglie. Un vigile del fuoco è stato colto da malore a causa di un colpo di calore. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici, forse un ritorno di fiamma o una brace aspirata dalla canna fumaria. Ed ora parliamo del sovraffollamento delle carceri, ne abbiamo parlato anche nel corso delle nostre scorse edizioni con il segretario triveneto del Sappe, proprio la denuncia di questo sovraffollamento di 2 istituti penitenziari, soprattutto di Padova, la casa circondariale e l'istituto di reclusione. In quest'ultimo c'è il doppio dei detenuti rispetto alla capienza, ce ne parla la nostra Anna De Roberto. Anna, buongiorno.
Sì, buongiorno dalla città del Santo. Parliamo oggi di carceri e nello specifico appunto del carcere, l'istituto penitenziario di Padova, perché così come a Treviso nell'ultima settimana ci sono stati dei momenti di tensione. Siamo in compagnia di Giovanni Vona, segretario nazionale per il Triveneto del SAP, dunque il sindacato di polizia penitenziaria, a denunciare una situazione soprattutto ancora quest'estate di difficoltà, di carenza di personale. Giovanni Vona, com'è la situazione a Padova? Ci sono stati momenti di tensione? Sì, ci sono stati, ci saranno, perché comunque la conseguenza di questo stato di cose che si è verificato adesso. Stiamo forse piangendo un decennio di assenza totale di, come dire, provvedimenti né lungimiranti, non neanche di prevenzione e neanche di intervento immediato, per cui i problemi, diciamo, endemici che ha il mondo penitenziario a Padova esistono. A Padova ci sono due istituti, abbiamo l'istituto casa circondariale e di reclusione, sono due istituti distinti e separati. La casa, quella più piccola, casa circondariale, comunque nasce per custodire detenuti persone che sono raggiunte da un provvedimento restrittivo della libertà, per cui, e poi c'è l'altra casa di reclusione dove, diciamo, si custodiscono soggetti che hanno un definitivo, quindi lunghe pene. Tutti e due gli istituti comunque sono interessati dal fenomeno del sovraffollamento. Esempio, Padova reclusione su una capienza di 430 detenuti siamo a 630 detenuti, cioè 200 detenuti in più. Significa quasi il doppio di quello che dovrebbe contenere. Com'è la proporzione poi del personale? Personale su una capienza ufficiale, su una previsione di organico di 390 sono 300, quindi mancano 90 agenti. Questo sulla carta, questo su una previsione di un istituto che nasce 30 anni fa, 32 anni fa. Oggi l'istituto è completamente diverso, già lo stesso numero di proporzione, no? Se abbiamo 200 detenuti in più non ci può essere lo stesso numero di personale per un numero di detenuti minore, quindi anche lì mancano più di 100 agenti. Giustamente il segretario spiegava che il carcere è un istituto vivo, è una realtà viva, quindi non è possibile pianificare anche il numero di persone che all'interno vi devono operare. Ci deve essere una forma di flessibilità da una parte delle risorse umane, ma lei diceva anche a livello di strumenti, lei ha nominato il teaser. Sì, ma sembra che sia stato bocciato proprio perché si dovrebbe usare in un contesto, in uno scenario di chiuso, per cui sarebbe, come dire, vietato, sarebbe pericoloso. Si stanno studiando altri tipi di strumenti simili, già usati in altre nazioni, quindi voglio dire già sperimentati, non sono pericolosi, utili molto probabilmente a gestire situazioni fuori controllo. Senta, com'è la situazione degli straordinari per gli agenti di polizia penitenziaria di Padova in questo mese di agosto? Ma non voglio essere, come dire, patetico in certe battute, però è la verità. La verità è quello che sai quando inizi, adesso non sai quando inizi. Oggi con un piano ferie estivo dove si mette in ferie il 25%, significa accorpare posti di servizio, significa come dire, forse anche con orari di lavoro ad oltranza, cioè sai quando inizi e vai da 8, 9, 12 ore. Poi c'è il tema dei suicidi, lei dice ce ne sono troppi, questo dato non sta scuotendo le coscienze della politica? Sì, sono effettivamente troppi. Venezia non più di un mese fa ce ne abbiamo avuti 2 nell'arco di una settimana. Cioè io dico, da un punto di vista umano è un dato inaccettabile, non aggiungo altro perché credo che di fronte alla morte siamo tutti uguali. Grazie segretario. Ecco, avete sentito, questi sono i dati e di fatto sono anche queste le richieste del sindacato di polizia penitenziaria da Padova, dalla città del Santo. Io restituisco la linea. Grazie davvero Anna De Roberto. Noi andiamo avanti con la cronaca, rimaniamo a Padova e continuiamo a raccontarvi le storie di chi è stato multato da 2 Velux della Discordia a Cadoneghe. Oggi parla il signor Michele che quella strada la fa davvero più volte al giorno.
I pustini sono oberati di lavoro perché vengono a lamentarsi che devono passare da una parte e dall'altra. Infatti a me un colpo me ne sono arrivate 10 e ha detto guarda non so come fare, ho la borsa piena. In posta sono pieno di gente, non si può neanche entrare per quanta gente ci sono e tutti incazzati neri perché si accorgono di quanto devono pagare. Questa è la testimonianza di Michele, uno dei molti automobilisti multati dal Velox di Cadoneghe. Lui quella strada la fa spesso, almeno 3 volte al giorno, per assistere gli anziani genitori che vivono nel comune vicino. Io devo accudire i miei genitori dalla mattina, mi alzo alle 5:45, passo di qua verso le 6 e poi ritorno al lavoro, ritorno dai miei a sistemare per il mangiare, ritorno al lavoro e poi alla sera ritorno a casa, dopo averli accuditi dato la cena. Quindi io i passaggi, per esempio, che alla mattina presto c'è addirittura un aumento del 30% sul calcolo delle multe e dopo le 10 di sera un altro calcolo del 30%. Più di 2.500 euro la somma delle multe arrivate fino ad adesso. Sono 15 e più multe perché le altre sono ancora da andare a riscuotere alle poste e anche non so quante ce ne siano ancora che devono arrivare dal comune. Domani saranno molti i multati presenti in piazza Antenore a Padova davanti alla prefettura per chiedere un intervento. Intanto l'appello al sindaco. Io chiedo al sindaco se vuole mettere i 50 all'ora, noi siamo anche d'accordo, però anche se diciamo che ci vuole un tempo per dare la possibilità ai cittadini di capire che questa strada si deve andare piano, secondo lui. Anzi, però prima dovrebbe mettere in sicurezza le strade. Ed ora invece parliamo di una disavventura a lieto fine però per 4 giovani padovani in Carnia, erano rimasti bloccati a 2000 metri. Vediamo se arriva il servizio. Intanto noi andiamo avanti, allora se non arriva andiamo avanti e ci spostiamo nel Trevigiano dove ad una sagra ad Altivole sono dovuti intervenire i carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto esattamente in via Prai dove era in corso appunto come vi dicevo una sagra. Ignoti hanno senza nessun motivo hanno utilizzato dello spray urticante a ridosso di uno stand, ovviamente creando non poco panico tra la gente, non solo, ma c'è stato proprio un fuggi fra le persone. 2 persone sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari che sono una donna ed un giovane che sono stati fortunatamente subito dimessi. Ovviamente ci sono le indagini in corso da parte dei carabinieri per cercare di identificare queste persone che hanno utilizzato gli spray urticanti e insomma la collaborazione ovviamente anche degli organizzatori della manifestazione che insomma si sono trovati tutto ad un tratto in una situazione davvero difficile da gestire perché capite con lo spray urticante c'è stato davvero molto scompiglio fra le persone presenti alla sagra. Dunque ne parlavamo prima, invece torniamo nel Padovano perché c'è stato appunto un soccorso ed una disavventura lieta fino per alcuni padovani, vediamo. 4 padovani, 2 ragazze e 2 ragazzi tra i 20 e i 30 anni con il loro cane hanno chiamato il soccorso alpino perché bloccati su una frana lungo il sentiero 373 sui fianchi del Monte Rua a Forni di Sopra in provincia di Udine. Il gruppo era partito al mattino presto dal rifugio Pussa per percorrere l'anello che tocca il Monte Rua, Casera Pramaggiore e rientrare da dove erano partiti. Verso le 18 di ieri, però, arrivati a quota 2000 metri, hanno provato ad attraversare più volte il tratto franato senza però riuscirci. I giovani indossavano sandali di gomma.
Hanno quindi scelto di chiamare il soccorso, non riuscendo a tornare indietro prima del buio. Grazie all'utilizzo dell'elisoccorso, i 4 e il cane sono stati recuperati e lasciati a Forni di Sopra. Ed ancora rimaniamo sempre a Padova perché c'è stato un incidente in Alpago per un ciclista di Carmignano di Brenta nell'Alta Padovana che ha riportato un trauma al volto e numerose contusioni. Fortunatamente insomma non è in pericolo di vita, vediamo il servizio. È caduto in bicicletta ed ha battuto il volto. È successo ad un ciclista 39enne di Carmignano di Brenta ieri sulla strada del Taffarel in discesa da Palughetto in Alpago in provincia di Belluno. L'uomo ha perso il controllo della propria mountain bike ed è caduto riportando un trauma al volto e contusioni in tutto il corpo. Il ciclista è stato recuperato con l'elicottero Falco 2 e portato all'ospedale San Martino di Belluno. Le gravi condizioni in cui versa non è in pericolo di vita. I vigili del fuoco e i sub stanno cercando da ieri pomeriggio un ragazzo di 24 anni di Bovolone in provincia di Verona che si è tuffato nel fiume Sarca e non è più riemerso. Il giovane era arrivato in Trentino con un gruppo di amici per passare il Ferragosto lontano dalla città. Insieme avevano deciso di sistemarsi in una spiaggia all'altezza della centrale Fies. Le ricerche sono state sospese ieri con il buio e sono riprese oggi all'alba. Ed ora vedo il nostro Christian Arboit, lo vedo già, dovrebbe essere a Spresiano se non sbaglio. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, a te e a tutti i telespettatori anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Mi trovo sulle grave del Piave a Spresiano dove ieri è stata una giornata da tutto esaurito. Perché in tanti sono ritornati al fiume, forse complice il caro spiaggia e comunque i prezzi che tutti noi conosciamo. Abbiamo fatto anche 4 chiacchiere con alcuni visitatori questa mattina e tutti ci confermano insomma che c'è questa tendenza in atto, come il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra e 2 volti notissimi della ristorazione trevigiana, Ivano Camerotto e Enrica Segat, titolari di Da Domenico, insomma del ristorante Da Domenico che in tanti conoscono. Tra l'altro eravamo qualche settimana qua proprio in questo locale per raccontarvi i danni del maltempo. Le chiedo proprio un flash, signor Camerotto, vi state risollevando, vi siete risollevati? No, ci siamo ripresi subito il giorno dopo, ringraziando anche tutti i nostri collaboratori che ci hanno dato una mano, sempre attivi perché bisogna rimboccarsi le maniche e guardare avanti. Ecco, in questo vi hanno dato una mano ovviamente i clienti che non sono mancati. Ieri mi ha detto è stato un Ferragosto da record. Direi sì, ci ha sorpreso perché avevamo dovuto cambiare anche tipologia di menù. Abbiamo tirato via il menù alla carta, abbiamo fatto un menù dedicato a Ferragosto a un prezzo interessante e questo ci ha dato atto del sostegno e anche del nostro lavoro svolto, insomma. Ecco, probabilmente questo prezzo interessante ha fatto la differenza nella scelta di molti. Beh, insomma, abbiamo fatto un antipasto, un primo e un secondo, perché la grigliata sul Piave è un classico a Pasquetta, con il dolce, caffè coperto, vino a parte, perché le bevande le mettiamo a parte, 35 euro, era un buon prezzo, insomma, ci sembrava un buon prezzo e questo ci ha dato atto. Anti-inflazione, diciamo, perché più o meno i prezzi dell'anno scorso, quindi. No, diciamo che sinceramente io e mia moglie abbiamo guardato più che al fatturato all'utile, cioè se noi purtroppo ristoratori invece di lamentarsi calcoliamo quello che vendiamo e guardiamo l'utile, si riesce a fare dei prezzi convenienti senza avere un buon risultato, ecco. E questo, signora Enrica, è anche un messaggio ai vostri colleghi. Sì, dai,
Sicuramente sì, e poi quello che ci ha aiutato tanto è anche investire sui nostri collaboratori, come diceva prima, quindi un buon servizio, e il fatto di sentirsi sempre a casa, un sorriso, insomma non serve far la fila al mare, però si può passare una giornata così tranquillamente anche in compagnia. Quindi a costi anche accessibili, questo è importante. Certo, sì, sicuramente sì, quello che la gente richiede, che è quello che un po' sta mutando anche le nostre scelte nel settore ristorativo, è quello di opzionare per dei prodotti che abbiano un food cost inferiore rispetto a certi altri prodotti, quindi su un attimino delle scelte, questo sempre incontrando anche il gusto di tutti. Ecco, in modo che insomma tutti possano permettersi, o buona parte possano permettersi una cena o un pranzo al ristorante, insomma che non diventi un privilegio per pochi. Sì, certo, questo non è da sottovalutare, le possibilità ci sono, a volte il cliente si focalizza su certe cose, però se andiamo a ben guardare le possibilità ci sono dappertutto. E poi ricordiamo che il Piave è sempre stato da dopoguerra un punto di riferimento, era la spiaggia, dicevano qui, dei poveri, che non era dei poveri, perché una boccata d'aria a 2 passi da casa a costi zero non è da poco. Non ha prezzo, diciamo. Sindaco Della Pietra, immagino che anche sia la preoccupazione di un pubblico amministratore, no? Fare in modo che questi luoghi, che sono belli, siano anche accessibili da tutti i punti di vista. Sì, assolutamente sì, è chiaro che sì, vero il prezzo, vero magari che andare in giro costa di più, vero anche che il territorio è meraviglioso, e quindi io mi auguro che qualcuno abbia fatto la scelta anche perché ama il proprio territorio e abbiamo dei paesaggi stupendi, quindi vero tutto, un giusto mix, ecco, di tutto quanto. È chiaro che qui in particolare siamo in un'area privata e quindi è chiaro che tutto quanto è a norma e anche l'accessibilità è piuttosto semplice. Per quanto riguarda invece il territorio proprio delle Grave e del Greto del Piave, lì sapete che i proprietari, ahimè, non sono univoci o unici, e quindi abbiamo il demanio, abbiamo terreni privati, abbiamo zone comunali, per cui ecco, servirebbe una regolamentazione dall'alto che ci permettesse magari di fare quelle famose spiagge, tra virgolette, sul Piave, che permetterebbero intanto una balneazione sicura. Perché attenzione, io lo ricordo sempre, soprattutto in questi periodi, il Piave non è la Piave, anzi non è balneabile, quindi quando si entra in acqua lo si fa a proprio rischio e pericolo, e sappiamo che ci sono ogni tanto quei famosi mulinelli, come li chiamiamo qui, che possono costare caro, ecco, a chi si avventura. E qui ci vorrebbe, sindaco, una legge quantomeno regionale per organizzare e sistemare queste spiagge, crearle di fatto. Ma adesso non so se la legge sia quella regionale o sia qualcosa ancora di più in alto, ma eventualmente una normativa che demandi anche al comune, perché no, una regolamentazione. È chiaro che deve essere una cosa omogenea, perché non si può pensare che quanto avviene a Spresiano non possa avvenire a Breda di Piave, per dire, a Salettuol, che è un'altra zona frequentatissima, piuttosto che a Cimadolmo, piuttosto che a Ponte di Piave. Quindi ecco, occorre una normativa omogenea e che ci possa permettere, ecco, di vivere appieno un territorio meraviglioso. In ultimissima battuta c'è anche una nota a mare, ci sono delle foto, delle testimonianze, insomma, le hanno rovinato un po' il Ferragosto questi ecovandali. Ma anche perché le ho fatte io le foto, quindi me lo sono rovinato da solo, mi sono arrangiato a rovinarmelo. No, ieri stavo andando a trovare un amico a confine tra Spresiano e Villorba, e lungo la Piavesella ho trovato, insomma, che galleggiavano dei sacchi importanti di immondizia, dei cartoni, che poi dopo si fermeranno alla centrale che c'è lì dietro la cartiera Marsoni. Non si sa da dove provengano, almeno poi ieri era anche difficile avvisare qualcuno, visto che era un giorno di festa, però ecco, io direi a questi imbecilli che è ora di finirla. Abbiamo, appunto, come dicevo prima, un territorio meraviglioso, lordarlo non si sa neanche a che pro, perché insomma ci sono diversi modi per far smaltire, anche se uno non vuole pagare, perché se li mettono dove abbiamo i cestini, noi 2 volte alla settimana passiamo e anche Contarina passa e li tira su, per cui lo trovo proprio, ecco, uno sfregio a quello che è un territorio meraviglioso.
Grazie Sindaco della Pietra, grazie Ivano Camerotto e Enrica Segat, titolari del ristorante da Domenico. Sarà un lungo Ferragosto perché insomma non finisce qui, poi questa zona si popola soprattutto il pomeriggio. Allora vi ringrazio, grazie davvero. Daniela, ti restituisco la linea qui dalle Grave della Piave con Alberto Pivetta, te la linea. Grazie davvero Cristian, grazie anche ai tuoi ospiti, al sindaco di Spresiano, e noi adesso ci spostiamo a Venezia perché c'è stata questa mattina una conferenza stampa del presidente Luca Zaia. Si è parlato del bilancio di previsione, ma ce ne parla, la vedo già sullo schermo, la nostra Anna Maria Perisi. Anna Maria, buongiorno. Eccoci, sì, buongiorno da Palazzo Balbi, qui sede della Giunta del Veneto, dove si è concluso da poco, l'avete seguito anche prima in diretta, la conferenza stampa del presidente Zaia insieme a tutta la Giunta per fare il punto sul bilancio di previsione 2024 approvato proprio oggi, 16 agosto. Con me, gli chiedo appunto di avvicinarsi ringraziandolo per la sua partecipazione, l'avete visto, l'assessore all'economia del Veneto Francesco Calzavara. Assessore, niente addizionale IRPEF per i veneti per il 2020, anche per il 2024, il 13° anno se non erro, questo 14° che non viene appunto applicata questa tassa ai veneti. Si parla di 1 miliardo e più di 700 milioni di euro. Come mai questa scelta? È la scelta che ha fatto il presidente Zaia dopo essersi insediato nel 2015 e continua, insomma è una scelta di razionalizzare la spesa e quindi di non gravare la spesa regionale di quella che è una tassazione che utilizzano tutte le altre regioni d'Italia. Ricordo, tutte le altre regioni a statuto ordinario hanno l'addizionale IRPEF. Il Veneto è l'unica che non la applica e che per noi potrebbe, applicandola ai massimi sistemi, potrebbe generare 1 miliardo 150 milioni, quindi in 14 anni sono circa 15 miliardi di euro che sono lasciati nelle tasche dei veneti che naturalmente producono poi quello che vediamo nel corso di questi ultimi anni, questi 13-14 anni di governo del presidente Zaia, di un Veneto capace di continuare a performare in termini economici, di essere sempre una delle regioni trainanti e locomotiva d'Italia e quindi molto probabilmente lasciare in tasca i soldi ai veneti funziona meglio che tassarli e poi spenderli dal punto di vista regionale. Ecco, in tal senso si è pensato molto alla fragilità del Veneto con lo stanziamento di 3 milioni e mezzo con i 16 milioni precedenti all'assessore Bottacin per quanto riguarda il dissesto idrogeologico del nostro territorio. Sì, è un intervento in più rispetto a quello che tradizionalmente l'assessorato dell'assessore Bottacin ha a disposizione e che nel corso di questi anni ha visto interventi per più di 2 miliardi, quindi un territorio che viene costantemente attenzionato, dove si interviene, dove si cerca di mettere in sicurezza la fragilità di un territorio come il nostro che ha soprattutto nelle montagne la necessità di costante manutenzione e che poi vede anche nei mutamenti climatici un tema al quale bisogna avere attenzione proprio perché bombe d'acqua piuttosto che situazioni come quelle che abbiamo visto l'altra sera a Bardonecchia rischiano di poter esplodere in qualsiasi momento del nostro territorio attraverso continui interventi e quindi più soldi possibili messi in questo settore ci daranno una maggiore tranquillità di tenuta del nostro territorio stesso. Restiamo al tema montagna, Assessore, perché si è parlato anche di Milano-Cortina 2026 con la stranezza del fatto che le due regioni, Veneto e Lombardia, debbano garantire da un punto di vista monetario, provvedere in autonomia per la fideiussione. Quindi diceva il Presidente Zaia, vediamo se riusciamo a liberare gli 85 milioni per la fideiussione. Sì, è stato un caso atipico, bisogna anche ricordarsi che al tempo della candidatura il governo Conte non era particolarmente favorevole a questa candidatura che nasce dalla sensibilità del Presidente Zaia insieme con la Regione Lombardia e quindi per riuscire a dare le garanzie che il CIO chiedeva è stato fatto questo sforzo da parte delle due regioni di anticipare una garanzia che io credo come è successa e che succede in tutte le parti del mondo dove si svolgono le Olimpiadi è il governo
nazionale che garantisce il CIO e non le regioni, che sono invece poi i luoghi dove vengono ospitati e che avranno altri tipi di interventi da fare, altri tipi di investimento, ma non sicuramente le garanzie del CIO. Ecco, precisando che non costerà nulla ai veneti le Olimpiadi, perché saranno tutti fondi stanziati dal governo centrale da Roma. Sì, i soldi sia delle opere che sono previste per le Olimpiadi, e quindi quelle opere che saranno realizzate prima, durante e molto probabilmente anche dopo le Olimpiadi, che saranno la vera eredità, la vera legacy delle Olimpiadi, le infrastrutture che verranno realizzate per più di 1 miliardo di euro. Per quanto riguarda invece i costi di allestimento sia del villaggio olimpico o di tutto quello che riguarderà le Olimpiadi, sono fondi della Fondazione Milano Cortina, e che non riguardano la Regione del Veneto, che alla fine avrà, spero, i benefici di questa grande vetrina mondiale che vedrà miliardi di persone vedere Cortina e il Veneto ospitare un grande evento come quella delle Olimpiadi 2026. Ecco, Assessore Calzavara, per quanto attiene sempre al bilancio, parliamo di scuola, resta ancora aperta la partita, diceva prima il Presidente Zaia, visto che ci sarà da conferire anche con il Ministro di competenza nei prossimi giorni. Sì, per quale voce in particolare? Essenzialmente per le borse di studio universitarie, un metodo di calcolo diverso che ha ampliato la base e la platea degli aventi diritto ha fatto di fatto esplodere un costo che noi dagli 8 milioni che ogni anno più o meno siamo riusciti a garantire dovrebbe aggirarsi intorno ai 21. Quindi questi ulteriori 13 milioni di euro riteniamo non debbano essere caricati solo ed esclusivamente nelle tasche della Regione, e quindi il Presidente Zaia e l'assessore Donazzan hanno di continui interlocuzioni con la Ministra Bernini per cercare di far sì che il Governo comprenda i costi che ha scaricato nelle regioni e possa anche in questo caso compartecipare. A quel punto, una volta chiuso un accordo col Governo, cercheremo di trovare il massimo delle risorse sia per quanto riguarda il 2023 che poi per il 2024, e quindi col bilancio che andrà approvato a fine anno. Grazie all'assessore Calzavara. Aveva da aggiungere qualcos'altro, Assessore, in particolare? Per i veneti che sono in vacanza, buone vacanze. Ecco. E da Palazzo Balbi è tutto, la linea torna allo studio. Grazie davvero Anna Maria Parisi, grazie anche al tuo ospite, grazie all'assessore regionale. Noi andiamo avanti prima di andare a Bassano dove parleremo di degrado del ponte. Noi abbiamo una notizia che arriva dai carabinieri di Mogliano Veneto in provincia di Treviso, che hanno identificato i presunti responsabili di una rissa avvenuta lo scorso 7 agosto attorno alle 21 in un parco pubblico vicino a quello di via Zermanesa. Le testimonianze raccolte da parte dei militari dell'Arma di alcuni soggetti già noti e la visione di alcuni filmati e videoriprese hanno consentito a deferire all'autorità giudiziaria un 29enne, un 28enne di origine marocchine e un 30enne di origine invece italiano, quest'ultimo denunciato anche per violazione alle prescrizioni impostegli essendo un sorvegliato speciale con l'obbligo di soggiorno, abuso di bevande alcoliche e futili motivi alla base della scazzottata che aveva generato preoccupazione e allarme da parte dei residenti della zona, che fra l'altro avevano chiamato immediatamente i carabinieri proprio per quello che era accaduto. Ed ora andiamo invece a Bassano, la vedo sul nostro schermo, parliamo di rifiuti e buche nel Ponte Vecchio, sentiamo l'appello dell'ex sindaco. Un buongiorno da Bassano in questa giornata dopo Ferragosto, siamo sul Ponte Vecchio, ringrazio il mio ospite Riccardo Poletto, ex sindaco di Bassano e attuale consigliere comunale di opposizione per la lista Bassano Passione e Comune. E come vedete il movimento sul ponte di Bassano c'è, questo monumento nazionale scelto veramente da moltissimi turisti per una passeggiata, per poter ammirare il Brenta, per tutto il valore storico che ha questo
questo monumento nazionale. Anche nella giornata di Ferragosto ci hanno raccontato i commercianti, nonostante quella che è stata la tendenza generale a una diminuzione delle presenze turistiche, qui turisti ci sono stati, molti italiani ma anche molti stranieri. Ecco, siamo qui perché purtroppo, insomma, ve l'abbiamo già segnalato, il Ponte Vecchio è oggetto anche dell'attenzione dei vandali, c'è chi sceglie le fessurazioni come cestini. Riccardo Poletto ha seguito da vicino tutta l'opera di restauro di questo ponte, è stata un'opera molto faticosa, vederlo comunque lasciato all'incuria, anche se non è diciamo che ci siano insomma dei buchi eccetera, è una cosa che fa male. Sì, questo è davvero il gioiello bassanese dal punto di vista storico, architettonico e artistico, ed è anche il salotto della città. Non è piacevole vedere che ai lavori di restauro, che sono stati particolarmente impegnativi, che hanno coinvolto anche molti enti finanziatori, poi non ci sia il sufficiente rispetto. Fa star male perché è indubbiamente un segno di un'inciviltà che c'è ancora, magari riguarda poche persone per fortuna, ma c'è, e fa male anche perché bisognerebbe forse riuscire a prevenire di più questo tipo di comportamenti, l'abbandono del rifiuto, il fatto di infilarlo nelle fessure o di andare a rovinare le parti in legno. Questo ponte è già monitorato con le telecamere. Bisognerebbe forse moltiplicare la presenza di agenti di polizia locale che possano passeggiare spesso in questa zona, e forse non sarebbe male anche l'idea di affiggere dei cartelli discreti che ricordino che il ponte è sottoposto a osservazione di telecamere e che ogni minimo gesto di inciviltà o di degrado sarà severamente punito. Bisogna riuscire a fare tutto il possibile per evitare che accadano queste cose, fermo restando che poi, se dovessero accadere, bisogna anche che l'azione dell'amministrazione comunale sia tempestiva e immediata nel rimuovere questi oggetti o nel riparare i danni, perché quando si fa un lavoro così profondo di restauro e si riesce a riportare a bellezza originaria un monumento, è più semplice poi prendersene cura quotidianamente che non aspettare altri anni e poi rifare interventi particolarmente ingenti che poi magari comportano anche chiusure, non in questo caso, ma penso anche alle ragnatele, anche all'ordinaria pulizia. Ecco, meglio farla continuativamente. Questo permette di avere il monumento sempre nel suo massimo splendore, ma anche poi di risparmiare, nel senso di non dover fare poi interventi più consistenti una tantum. Ecco, certo, un'altra idea, molte città hanno anche la presenza di vigilantes, persone insomma che vengono assunte per controllare il decoro, il degrado, anche appunto per dissuadere magari nelle ore, queste sono ore tranquille, ma c'è magari l'ora dello spritz, a due passi ci sono le piazze del centro dove ci sono molti locali, questo potrebbe forse aiutare. Certo, anche questa è una buona idea. Chi è stato recentemente a Venezia avrà notato che in piazza San Marco, ma anche in alcuni giardini, ci sono delle persone che sono in qualche maniera ufficialmente deputate a questo compito, che controllano anche cose molto più banali. In piazza San Marco non ci si può sedere, non si possono consumare cibi, e quindi questo è un motivo di rispetto di quel luogo monumentale, che però viene fatto rispettare, appunto, viene fatto osservare grazie anche alla presenza di queste persone. Non è da escludere anche questa possibilità, ossia che in alcune ore in modo particolare nel ponte ci sia qualche persona, magari anche volontari o ragazzi del servizio civile, insomma non per forza persone che devono essere particolarmente onerose per le casse comunali, che monitorino il sufficiente livello di rispetto e di decoro in questo che è il punto in assoluto più importante della città. Bene, allora abbiamo lanciato alcune idee, speriamo anche che possano essere in qualche modo raccolte o studiate, e ringraziamo ancora Riccardo Poletto per essere stato con noi, ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Andrea Benetti, e da Bassano restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Chiara Gaiani. Ora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torneremo in studio con altri temi, altri argomenti e anche altri ospiti. Siamo tornati nuovamente in studio, la vedete già nello schermo, ve la presento, anche se non c'è bisogno di presentazioni, il sindaco di Ponte di Piave,
Paola Roma, buongiorno. Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti. Insomma, abbiamo parlato anche con il sindaco di Spresiano, insomma, situazione post Ferragosto, insomma, abbiamo visto anche nei fiumi sacchetti di immondizie, una situazione che purtroppo si ripete ogni anno. Sì, nonostante gli appelli, dico anche, perché le persone possono sicuramente venire nei nostri territori, fare una giornata in compagnia lungo il fiume Piave, però naturalmente riportarsi indietro i rifiuti e non lasciare quelle situazioni di inciviltà. Questo lo dico perché anche oggi sono stati impegnati i nostri operai naturalmente nel recupero ovviamente di tutto quello che è stato lasciato nella giornata di ieri. Ripeto, è una questione anche di civiltà e di rispetto per l'ambiente. Ci sono situazioni in cui parliamo dell'area golenale dove abbiamo ovviamente le persone che abitano, abbiamo famiglie che ci abitano, abbiamo anche delle attività commerciali e che chiaramente hanno avuto anche l'opportunità ieri di potersi rivolgere lì, le persone che andavano a fare ovviamente la loro scampagnata, e quindi potevano tranquillamente avere perlomeno l'accortezza di portarsi indietro quello che portavano sul territorio. Sicuramente sono situazioni che avvengono sempre più di frequente, naturalmente durante queste ponti che ovviamente vanno a stimolare ovviamente queste situazioni, ma ricordo che non tutte le cose che vengono lasciate sono gli semplici sacchetti della spazzatura, perché vengono naturalmente lasciati anche copertoni. Ecco, vediamo le immagini adesso. Sì, vengono lasciati naturalmente dei copertoni, situazioni anche che effettivamente anche nei nostri territori, voglio dire, potevano tranquillamente portare via il tutto. Qui ci troviamo anche in situazioni in cui questa ovviamente è uno di quei passaggi che porta naturalmente a arrivare lungo il fiume Piave e che naturalmente viene utilizzato dalle famiglie proprio per trascorrere questi periodi anche insieme. Quindi ripeto, oltre a tutta quell'attività che viene fatta anche con i volontari che ringrazio e con Savno anche di recupero, ci sono determinate situazioni in cui per noi diventa complicato andare a tirar su poi tutti questi rifiuti, perché devi arrivare proprio adiacente al greto del fiume. Ecco, quindi avete dovuto organizzare adesso la pulizia del Piave dopo... Esattamente, con gli operai, e quindi tolgono del tempo ai nostri cittadini e le attività che naturalmente ogni giorno abbiamo da fare con i nostri operai a beneficio delle collettività, della cittadinanza, per occuparci ovviamente di persone incivili che sono venute nel nostro territorio e che naturalmente ci hanno lasciato lì poi tutte le situazioni di rifiuti. Ripeto, ovviamente nel senso di civiltà e nel rispetto di tutti quanti va rispettato anche il lavoro che tutti quanti facciamo nel territorio. Questo significa che ovviamente i miei operai nella mattinata odierna sono stati tolti da altri lavori a beneficio dei cittadini per andare a recuperare dei rifiuti. Quindi credo che l'appello sia forte e chiaro, che la visita nel nostro territorio va benissimo, ma sicuramente nel rispetto e nella civiltà di riportarsi indietro i rifiuti, perché ricordo l'area demaniale poi è un'area in cui i rifiuti che vengono lasciati è il comune che deve andare a ritirarli su, e ovviamente non è che abbiamo tutta questa opportunità di avere operai che non possono essere utilizzati per fare dell'altro a beneficio dei cittadini. Ecco, non sarà facile, però se doveste trovare insomma qualche scontrino, perché poi ci sono anche persone che lasciano le buste con tutto dentro, compresi gli scontrini, e quindi identificare insomma i responsabili. Certo, questa è una delle attività che appunto gli operai assieme alla nostra polizia locale poi vanno ad intercettare, sicuramente da questo, ma anche ricordo che anche nel nostro territorio, nell'ultimo consiglio comunale, abbiamo approvato un regolamento di videosorveglianza anche per le telecamere mobili, il che significa che possono sicuramente essere utilizzate anche in questi luoghi. Ovviamente le persone che abbandonano i rifiuti, e comunque anche grazie a Savno è stata fatta anche una campagna pubblicitaria dove vedono anche l'ammenda di 500 euro ogni diciamo sversamento di materiale, sicuramente vanno ad essere utilizzate per andare a identificare le persone. Quindi voglio dire, i regolamenti adesso ci sono, le telecamere mobili vengono sicuramente utilizzate per andare a verificare i soggetti. Ecco, Sindaco, parlando invece insomma di giornata, purtroppo questo abbiamo visto accade ogni anno, non dovrebbe accadere, pure accade nonostante gli appelli più volte lanciati, però insomma è stata una giornata comunque di festa, tante le persone che hanno scelto di andare proprio sul Piave. Sì, sicuramente hanno scelto anche le nostre opportunità enogastronomiche, perché abbiamo anche avuto i ristoratori che appunto hanno dato l'opportunità proprio vicino al fiume di poter avere appunto questa opportunità di trascorrere il Ferragosto. Abbiamo avuto diverse famiglie e anche diversi ragazzi, devo dire, rispettosi, perché anche queste sono delle cose positive che vanno anche portate a beneficio del territorio, anche tra le attività dei ragazzi degli scout che hanno approfittato appunto anche della domenica per andare a fare ovviamente anche i loro incontri. Credo che sia una cosa
opportuna anche nel dire che ci sono delle persone che chiaramente si prendono cura anche del territorio, ma sicuramente in un territorio in cui, avendo l'opportunità di avere questo fiume sacro alla patria, abbiamo anche le opportunità delle eccellenze enogastronomiche, ma non solo, anche della nostra casa di cultura dedicata allo scrittore e poeta Goffredo Parise. Ecco, fra l'altro io ho visto prima che si stava collegando con noi, non so se ce l'abbiamo già collegata, il sindaco, eccola qua, Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi e un caro saluto a tutti. Sì, ecco sindaco, abbiamo insomma parlato delle Piave con i fiumi Piave prese d'assalto da turisti, da persone che hanno passato il Ferragosto. Come è andato al mare? Perché abbiamo sentito insomma anche lì insomma spiagge davvero piene di gente. Allora, complessivamente è stato un Ferragosto in linea con le aspettative, quindi direi assolutamente molto bene. Non ci sono stati grossi problemi di sicurezza e quindi questa è una buona cosa. Abbiamo assolutamente avuto un tutto pieno, come era da previsioni. Ovviamente ribadiamo che ormai sul luglio e sull'agosto le aspettative quindi sono state confermate, c'è molto da lavorare sulla mezza stagione, quindi adesso auspichiamo, stiamo già pensando quindi al dopo Ferragosto, a settembre, ad ottobre, speriamo che il tempo sia buono e quindi che tutta quell'attività legata alla bicicletta, legata al mondo dello sport, legata agli eventi, legata anche al fatto che tanti ancora possono usufruire dello smart working, possa dare soddisfazione di un allungamento della stagione con opportunità di lavoro che è molto importante. Ecco, sindaco, lei ci diceva nessun problema di sicurezza, questa insomma è una buona notizia visto quello che accadeva insomma soprattutto verso Jesolo, in realtà dove purtroppo eravamo insomma ormai ne parlavamo ormai spesso di risse fra ragazzini, invece insomma è andato tutto bene. Mi pare che il presidio garantito prima di tutto dalle autorità locali, cioè dalla polizia municipale, dalla polizia locale, quindi dai sindaci, stia funzionando. Abbiamo avuto anche rafforzamento attraverso la prefettura degli organici e quindi mi pare che anche l'attività di prevenzione, l'attività di arginamento di alcune attività fatte in alcuni luoghi, in alcuni orari, stia dando i propri frutti. Ovviamente stiamo tutti cercando di sperimentare delle forme, delle tipologie altre e credo che un po' alla volta c'è ancora, ripeto, tanto lavoro da fare, ma insomma stiamo raccogliendo dei frutti ancora modesti, ma insomma direi che ci fanno ben sperare. Noi abbiamo qui anche il sindaco di Ponte di Piave, insomma ne parlavamo invece del Piave, insomma quel fiume sacro alla patria, purtroppo a volte che viene strapazzato da persone che arrivano però abbiamo visto anche insomma tante le persone come ogni anno. Quest'anno c'è stato un po' più gente rispetto agli anni passati. Ma abbiamo notato più che altro una consistenza di più famiglie, questa cosa credo che sia anche bello come connotazione, perché abbiamo visto appunto anche ragazzi, adolescenti essere assieme ai genitori, quindi voler trascorrere anche con i genitori insieme questa festività. Naturalmente nel nostro caso è stata anche un'opportunità, perché avendo una locale sagra del Calderva che viene svolta appunto sotto i filari delle viti, chiaramente ha accompagnato una serie di attività che erano state fatte anche per i ragazzi e naturalmente l'opportunità ovviamente di fermarsi poi sul nostro territorio. Però ripeto, questa peculiarità di quest'anno rispetto appunto alle uniche persone adulte magari che si trovavano, la presenza delle famiglie ci ha fatto anche valutare con un'opportunità, dicendo beh, ma magari con la situazione locale che abbiamo delle attività produttive potremo proprio organizzare anche un qualcosa dedicato ai ragazzi e appunto alle famiglie, cosa che già appunto i ristoratori stavano organizzando, diciamo soprattutto per i ragazzi un po' della fascia di età un po' più giovane. Ecco, una domanda che volevo fare sia alla sindaca a Roma sia alla sindaca Onesta. Si diceva meno gente è andata in vacanza, insomma non parliamo ovviamente del periodo Covid ma anche del periodo prima, insomma per le difficoltà economiche molte persone sono rimaste diciamo a casa o comunque nei dintorni.
Sì, diciamo che in questo aspetto lo abbiamo potuto vedere anche dalla presenza nelle sagre locali, per esempio anche nei nostri territori, anche quelle che si sono svolte durante lo scorso mese, proprio nella presenza proprio importante delle persone. E chiaramente è una situazione un po' particolare, credo che stia anche nel senso di responsabilità un po' di tutti quanti, di prendersi cura anche della situazione, nell'organizzare appunto quelle possibilità di convivialità anche a livello territoriale. Quindi io ringrazio sempre poi le Proloco, i comitati festeggiamenti che fanno molto in questo e che continueranno appunto anche nel mio territorio fino a settembre, perché è chiaramente un momento in cui dobbiamo un po' tutti quanti cercare di darci una mano e soprattutto supportare le famiglie, in primis perché naturalmente anche l'opportunità delle attività estive con i Grest eccetera ha dato una bella risposta appunto da parte del territorio, e adesso appunto ci prepariamo anche a riaprire la parte poi successivamente legata alla scuola con delle attività propedeutiche proprio all'inizio, e proprio in queste credo che dobbiamo essere anche noi stessi come amministratori di supporto alle famiglie in questo. Lo stiamo cercando di fare e credo che anche il senso proprio di comunità debba essere anche riscoperto attraverso appunto questi volontari che si mettono a disposizione e organizzano questi momenti di convivialità che servono a riportare la comunità insieme, ed è quello su cui appunto credo che anche noi come piccolo territorio stiamo cercando di puntare, proprio per dare anche ovviamente un senso di vicinanza alle famiglie in questo momento particolare. Ecco, Sindaco Onesto, com'è la situazione invece lì da voi? Riscontrate anche voi questa problematica quest'anno? Allora, noi dobbiamo distinguere il caso della comunità locale. Cavallino Treporti è una comunità di 13.500 persone e quindi che lavora prevalentemente nel turismo, quindi per noi le ferie non ci sono adesso ma ci saranno più avanti. Quindi la nostra località offre delle opportunità per i nostri residenti di offerte formative, di convegni, di eventi, di sagre con la Proloco. Ieri sera abbiamo fatto il Ferragosto in spiaggia, abbiamo una serie di attività, il Beach on Fire, 13 km di spiagge illuminate con i fuochi d'artificio il 26 di agosto. Abbiamo una serie di concerti, teatro, quindi abbiamo avuto una grande partecipazione soprattutto dalla comunità locale. Però questo non significa che per noi è un tema d'attualità. Per quanto riguarda invece quelli che sono i dati numerici del turismo oggi, noi abbiamo sempre avuto un'alta percentuale di turisti stranieri come Cavallino Treporti e continuiamo a confermarla. Altre spiagge della costa veneta, anche parlo come presidente della conferenza dei sindaci del litorale, hanno avuto una leggera decrescita del turismo italiano e un aumento del turismo d'Oltralpe. Ritengo però che bisogna capire come leggiamo i dati, perché se guardiamo i dati 22 era stata una stagione particolarmente ricca di presenze perché era quella prima post-Covid. Noi dobbiamo, a mio modo di vedere, raffrontare i dati di quest'anno con i dati del 2019 e poi fare delle valutazioni, e su queste mi riservo di farle a fine stagione. Mi permetto anche di dire che qui c'è tutta questa corsa, la paura dell'Albania, la paura di altre località, eccetera. Io mi permetto di dire semplicemente che ci sono sempre state delle mete, la Tunisia, il Marocco, la Francia, meglio ancora la Spagna. Nel corso di questi anni di mandato e anche prima da vice sindaco c'è sempre qualche località che diventava un competitor interessante per chi voleva spendere poco. Bisogna capire quanto questi competitor possono essere preoccupanti. Per i campeggi, per esempio, è sempre stata la Croazia un competitor decisamente impegnativo. Io credo che la concorrenza faccia anche paradossalmente bene a volte. Dobbiamo lavorare bene, io l'ho sempre detto, guardate che il Covid porterà, quando sarà passato, a dei cambiamenti e adesso dobbiamo gestire bene i cambiamenti. Sicurezza sanitaria, strutture ricettive d'eccellenza, servizi collegati di un certo rispetto, e a quel punto non abbiamo bisogno di null'altro che di questa tranquillità di poter fare il nostro lavoro fatto bene. Ovviamente da sindaco io non posso mai dimenticare che abbiamo bisogno di strumenti che ci garantiscano la gestione di queste comunità, perché io ho sentito la collega con la quale mi congratulo, sono passata, ho visto una città molto bella, era un pezzo che non passavo e quindi vedo che c'è un lavoro dietro. Però mi permetto di dire che io non posso gestire Cavallino Treporti, 13.500 abitanti d'inverno, con le risorse che normalmente un comune ha,
adesso che noi siamo a 150.000. La città fisarmonica è una realtà e abbiamo bisogno di strumenti per affrontare queste nostre città molto particolari. Sindaco, lei diceva adesso stiamo vedendo per settembre-ottobre, perché sono i 2 mesi in cui sperate ovviamente che si continui con la stagione. Noi abbiamo bisogno di continuare con la stagione perché i lavoratori hanno bisogno di lavorare, le imprese hanno bisogno comunque di continuare questo lavoro per garantirsi i lavoratori. Una famiglia non vive se ha un reddito, anche 2 redditi stagionali, perché con l'adimezzamento della NASPI abbiamo bisogno di pensare che dobbiamo assolutamente avere degli strumenti per il mondo del lavoro diversi. Il turismo è diventato sotto alcuni punti di vista poco interessante e quindi poco attrattivo per i nostri giovani. Abbiamo bisogno di pensare ad allungamento della stagione proprio per creare delle aspettative, per creare delle opportunità e anche perché, permettetemi, perché il turismo oggi non può essere pensato per luglio-agosto, e abbiamo già pieno assoluto, tutta la Costa Veneta è piena in luglio-agosto, meno luglio più agosto. Abbiamo bisogno di pensare all'altra stagione, che poi è una stagione davvero interessante, ormai anche abbastanza calda, se il tempo tiene, interessante per la bicicletta, interessante per i musei, interessante per le possibilità che ci sono e anche per la bellezza naturale delle nostre spiagge. Sindaco, la ringrazio davvero. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro, grazie. Grazie. Arrivederci. Sindaco, continuando a parlare, abbiamo parlato insomma di estate, abbiamo parlato di vacanze, abbiamo parlato di insomma situazioni più o meno belle, perché quella dei rifiuti insomma se non si vorrebbe mai dover parlare ancora di questo, però parliamo anche di animali, perché c'è una campagna importante. Noi avevamo parlato proprio prima dell'estate con i volontari, ci dicevano insomma nel nostro territorio non si sente tantissimo questo problema, ma c'è. Certo, allora su questo noi siamo un comune che aderisce appunto a Rifugio del Cane, collegato al capofila che è il comune di Roncade, e abbiamo proprio una delle modalità della convenzione che abbiamo appena approvato in Consiglio Comunale, quella della promozione proprio in maniera inclusiva del non abbandonare ovviamente gli animali. Come funziona naturalmente? Nel momento in cui i cittadini ci chiamano, quindi fanno la loro accesso alla polizia locale o chiamano i nostri uffici, ovviamente quelli che hanno il microchip vengono immediatamente identificati e quindi riaccompagnati al proprio titolare, ma quelli che appunto non hanno la presenza di microchip funziona nella modalità in cui per i primi 10 giorni sono presso il canile di Ponzano Veneto e poi successivamente vengono allocati, nel caso del nostro comune come appunto degli altri comuni aderenti alla convenzione con la parte del rifugio del canile del comune di Roncade, vengono portati presso il canile per poi provvedere all'adozione degli stessi. Quindi attraverso il comune di Roncade è stata istituita l'opportunità che appunto chi desidera appunto portare in adozione uno di questi animali lo possa ovviamente fare. Sicuramente è un'opportunità importante questa che stiamo cercando di promuovere, proprio perché possiamo trovare immediatamente una famiglia pronta ad accoglierlo. Lo abbiamo visto anche in tante situazioni in cui magari viene a mancare ovviamente un animale di compagnia ai nostri anziani, ai ragazzi, ma soprattutto diamo anche un'opportunità per far rivivere all'interno di una famiglia questo. Diversamente invece c'è la procedura per quello che riguarda i felini, che come sappiamo ovviamente non hanno questa similare situazione. Tra le altre cose abbiamo anche delle colonie feline che vengono appunto gestite da dei volontari che ringrazio, che appunto si fanno carico di questo proprio perché in questo caso non è possibile adottare tutte quelle che sono le iniziative che invece possono essere adottate ovviamente per la parte dei cani. Sicuramente questa è una delle attività nelle quali ovviamente nel nostro territorio ci sentiamo anche più sensibili rispetto a questa. Inizia sempre da maggio la campagna e ogni anno la portiamo avanti appunto proprio per dare anche un'opportunità anche di affidare queste persone qualora ovviamente ci siano delle persone sulle quali non ho maniera per definirle, ma le lasciano in maniera brutale nei nostri territori, e quindi chiaramente diventa anche un senso civico di responsabilità. Ringrazio però tuttavia tutta quell'attività che i cittadini normalmente fanno, perché anche quei cani che vengono abbandonati, che scappano, che hanno il microchip, è un'attività quella che impegna le nostre polizie locale proprio per riaccompagnare poi ovviamente a casa del proprietario, questo che nella maggior parte troviamo essere magari appunto delle persone anziane che quindi naturalmente vengono anche spaventate dall'abbandono in questo senso. È
È un fenomeno che si sente qua nel territorio, come numeri? Allora, i numeri nel nostro territorio non abbiamo avuto casi di abbandoni. Chiaramente però magari nelle situazioni animali che fuggono, quello può capitare Certo. e sta anche in questo nelle nostre Certo. abitudini, perché anche per esempio i fuochi possono creare ovviamente questa situazione per gli animali di percezione nei quali si scatena la paura e possono effettivamente avere delle reazioni che noi non riusciamo a controllare. Quindi su questo è anche stato quel generale divieto e anche intervento che stiamo facendo proprio anche nelle festività, nelle cose combinate, perché è tutta una cosa che può generare ovviamente questa situazione di panico e ovviamente anche in alcune situazioni proprio di difficoltà nel recuperare proprio l'animale. Ecco che, ripeto, diventa fondamentale anche il presidio che i cittadini danno del territorio, ma anche delle nostre associazioni che naturalmente si sono messe a disposizione nel caso appunto ci fossero anche queste situazioni lungo l'area golenaria. Noi abbiamo un'associazione storica che si prende cura ovviamente nel controllare la parte della pesca, che ovviamente nel nostro caso è l'associazione La Marcandola collegata alla FIPSAS, segue anche quando ci sono queste situazioni, contatta la nostra polizia locale ed è sul territorio. E ringrazio di questo perché anche tutti quei servizi serali che riusciamo a garantire, anch'io come la collega diceva, le risorse, anche noi abbiamo bisogno di risorse, perché chiaramente per poter garantire anche una presenza magari anche serale della nostra polizia locale, noi abbiamo un comune di 8.400 abitanti, sicuramente non siamo molto grandi, ma c'è la necessità ovviamente di avere delle risorse che vengono utilizzate anche per questo, che non è una parte minore, perché è una parte anche relativa alla sicurezza. Dicevamo del Piave prima, ma gli stessi ragazzi che abbiamo fatto una campagna con la Regione del Veneto legata a come anche devono fare anche i loro interventi in Piave, perché sappiamo che ci possono trovare delle pozze d'acqua con ovviamente delle situazioni di pericolo. Anche in questo caso lo stiamo facendo partendo dalle formazioni attraverso le scuole, la Regione che ci ha dato il finanziamento e ovviamente l'autorità di bacino. Ecco, prima di chiudere un'ultima domanda, che è quella della West Nile, perché insomma abbiamo visto alcuni casi nel Trevigiano, a Treviso e insomma l'ULS 2 che si è ovviamente attivata insieme all'amministrazione comunale per la disinfestazione. Sì, allora dobbiamo ricordare che ci sono ovviamente un calendario che viene stabilito da parte della DGR regionale, che tutti quanti i comuni nelle proprie aree pubbliche con la ditta a cui hanno affidato il servizio vanno ad intervenire. Quello che è l'appello ai privati. I privati possono fare molto, perché per esempio anche con l'ultima campagna anche che ha fatto Savno, ma con tutta la presenza appunto delle pastiglie che gli uffici tecnici dei nostri comuni hanno, molto possiamo fare per ridurre ovviamente questo rischio, a partire ovviamente dal buttar via, dove troviamo appunto dei sottovasi con la presenza di acqua, piuttosto che anche negli interventi che queste pastigliette che sono contenute proprio presso i nostri uffici diventano fondamentali nel fare delle buone norme ovviamente di comportamento, perché se dal punto di vista delle aree pubbliche viene controllato da parte di una ditta che ha un incarico preciso con delle scadenze precise e nel caso ovviamente di pioggia rintervengono proprio per dare questa opportunità con l'azienda sanitaria, dall'altra parte dobbiamo avere un senso di responsabilità dei cittadini che adottano quelle buone pratiche che ci servono ovviamente per tenere sotto controllo il fenomeno. Sicuramente ci sono anche delle trappole nei nostri territori provinciali che permettono ovviamente di vedere se ci sono degli ovuli presenti. In questo ringrazio veramente il Dipartimento di Prevenzione e il SISP in particolare, proprio perché anche con i loro tecnici vanno, controllano e con l'Istituto Zooprofilattico poi si verificano anche delle indagini da dove provengono. Quindi credo che in questo insomma molto i cittadini ci possono aiutare, perché ovviamente possono dare anche loro quella parte di aiuto alle amministrazioni nel tenere sotto controllo questo fenomeno. Grazie davvero Paola, grazie per essere stata con noi. Abbiamo fatto un excursus un po' insomma post Ferragosto, quindi la ringrazio per essere stata con noi. Io adesso mi fermo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio e parleremo del Palio di Montebelluna, perché cresce davvero l'attesa per questa importante manifestazione. Siamo tornati nuovamente in studio, l'avevo accennato, parliamo adesso del Palio di Montebelluna, insomma c'è grande attesa davvero per questa manifestazione, lo facciamo con Nicola Palumbo, presidente dell'Ente Palio, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Dunque grande attesa, è insomma una tradizione, una manifestazione davvero storica questa. Beh sì, ormai sono 33 anni, è un'intera città, ma direi anche di più, che si incontra nei nostri luoghi, nelle nostre piazze, nei nostri percorsi di gara, nei nostri luoghi simbolo, e lo fa essenzialmente per raccontare la propria storia, un momento anzi estremamente specifico della nostra storia, ovvero sia quando il mercato era e teneva in cima al mercato vecchio.
è una manifestazione che ormai scalda gli animi di tantissima gente, anche per la sua capacità di essere poliedrica, di poter giungere a tantissimi pubblici diversi, sia coloro che amano chiaramente la storia e vogliono essere attenti a questo aspetto, sia chi ama fare un po' di sana festa in compagnia, sia chi ama la situazione sagra, perché abbiamo questo aspetto di food and beverage che consente anche di bere e mangiare prodotti di qualità, e sia chi ama lo sport, perché il palio è anche e soprattutto sport. La spinta di un carro di 380 kg per i maschi e 300 kg per le nostre donne è qualcosa che certamente lambisce e parla al mondo dello sport. Quindi questo probabilmente è il nostro vero punto di forza, che negli anni ha visto crescere la manifestazione fino a giungere a una partecipazione che ci onora e ci impone particolare attenzione. Ecco, una manifestazione che ovviamente Antena 3 seguirà, perché è una manifestazione che abbiamo sempre seguito e che è davvero, come diceva Nicola Palumbo, che coinvolge tutta la città. Quali sono le novità di quest'anno? Novità, la prima, la più importante per me, che insieme ad altri abbiamo pensato a questo progetto, è il Palio Donne, che finalmente giunge ad avere 11 squadre di ragazze che spingeranno un carro di 300 kg, 80 kg in meno rispetto ai colleghi maschi, ma garantisco che 300 kg in salita sono tanta roba e portano un grande impegno, un grande sforzo fino ai limiti a volte, e questo è, voglio dire, la vera novità di questi anni, perché ha portato un'energia nuova, un'energia positiva che ha dato un vero valore aggiunto. Le nostre donne sono veramente splendide, perché portano in contrada, che ha 1000 cose da fare, anche energia per quanto riguarda il mercatino, la sfilata, tutte quelle azioni singole che rendono una contrada importante e presente e attiva. Quindi questo mi sento di dire che è la cosa a cui teniamo particolarmente di più. Poi chiaro, ci sono i progetti di comunicazione che anche quest'anno fanno un passo in più, con voi di Antena 3, ma anche con tanti altri partner, e poi chiaramente ci tengo a dire la crescita del volontariato, che quest'anno giunge ad avere oltre 180 persone al lavoro. Sono persone che lo fanno come me e come tanti altri gratuitamente, solamente per un senso di appartenenza e passione per il proprio territorio, e lo fanno credendo di poter dare un vero valore aggiunto alla propria città. Questo per me è una cosa assolutamente splendida, perché in anni in cui si parla di allontanamento da parte di giovani rispetto a un certo modo, a un certo senso civico, invece il Palio va forse in senso opposto, o dimostra qualcosa di opposto, cioè i ragazzi più giovani, se coinvolti nel modo giusto, partecipano, sono attivi, rinunciano alle ferie, rinunciano al loro tempo libero per dare alla propria città qualcosa di splendido, come speriamo possa essere questa 33esima edizione. Ecco, vogliamo ricordare anche qual è il percorso? Sì, certo. Allora, la partenza dal municipio, quindi in zona centrale della città, e si arriva a Piazza Colonna, Mercato Vecchio. Sono 2 chilometri in salita, una pendenza media del 7% circa, a metà si possono cambiare 2 atleti, e il peso, dicevo prima, per i maschi di 380 kg, per le nostre donne che si fermano a Santa Maria in Colle, quindi a metà rispetto alla gara dei maschi, è di 300 kg. Un percorso interamente, tranne per la primissima parte, interamente in salita, come si può capire da queste immagini, che porta un notevole sforzo, perché c'è la spinta, c'è la corsa e c'è la capacità di saper correre in team, in squadra, e questo non sempre è semplice. Vedo altre immagini, ci tengo molto a questo. C'è una sfilata storica, un corteo storico che parte alle ore 15 di domenica 3 settembre, quindi prima della gara maschile, e che coinvolge, mi raccontavano poco fa i nostri responsabili, oltre 1000 figuranti, quindi persone che faranno una testimonianza del nostro passato, ovviamente in abito storico, portando quelle che sono le scene di vita quotidiana della nostra storia. E anche questo, secondo me, speriamo che chiaramente il tempo ci consenta di farlo nel migliore dei modi, è un elemento da non perdere nella maniera più assoluta, perché si vede qualcosa di veramente emozionante. È la rievocazione storica nella sua essenza, a cui noi veramente vogliamo dare un'attenzione particolare. Ecco, lo vogliamo dire, questa è una grande festa.
Sì, una grande festa che parla a tutti. Dicevo prima, chi ama la storia, la tradizione, la rievocazione ha sicuramente una soddisfazione importante da questi 6 giorni, perché noi abbiamo il mercoledì 30 agosto, la prima sera, le damigelle, 11 ragazze che verranno messe sopra un palco e sono formate per questo da mesi in sala prove con una coreografa che sta insegnando loro come stare sopra un palco, con un attore che sta insegnando loro come recitare sopra un palco, e sapranno essere capaci di portare abito, acconciatura e portamento nei migliori dei modi. Quindi questa fase è una fase iniziale che apre la manifestazione, ma essenziale perché determina la damigella della manifestazione. Il giovedì sera abbiamo invece un momento di presentazione degli equipaggi sopra il palco. Il venerdì c'è la serata della festa, la musica dal vivo. Quest'anno abbiamo grandi band, è stato sociale direttamente al Festival di Sanremo, che verrà in centro a esibirsi per noi, e lo farà chiaramente in un contesto di accesso libero, per cui non si paga niente per entrare al palio, lo ricordo sempre, e questa è una cosa che ci tengo a dire perché è frutto di una buona gestione economica che ci fa piacere dire. Il sabato anche qui un momento rievocativo importante, perché dalle ore 8 del mattino c'è il mercatino storico che dura fino alle 19 la sera, e poi nel mezzo alle 15:30 le qualifiche del palio dei maschi e alle 17:30 il palio femminile. Domenica si parte molto presto, Santa Messa di benedizione dei carri, corteo storico che va fino in piazza, pesatura storica alle ore 11 e dalle 15, dicevo prima, sfilata storica e la gara dalle 17. Il lunedì premiazione fuochi, quindi ogni sera abbiamo stand aperto con food, beverage e prodotti tipici, quindi la possibilità di mangiare, di stare insieme, di fare festa, di vivere lo sport, di vivere la rievocazione storica, ma soprattutto di vivere la nostra città, che è veramente un luogo splendido e che è giusto e bene che sia al centro in quei 6 giorni dell'attenzione di un comprensorio intero. Ecco, quanti sono in totale gli atleti, sia le ragazze che i ragazzi? Allora, iscritti ne abbiamo 250, arrotondo il numero perché poi insomma, fino all'ultimo possono aggiungersi o togliersi. Poi invece che andranno a spingere il carro sono 7 atleti maschi nella gara loro dedicata e 9 atlete femmine per la gara loro dedicata, perché nel mezzo ci possono essere i cambi. Quindi un totale sono di 250 atleti, che anche qui ci fa capire che c'è un movimento che parte molto presto da allenarsi, a prepararsi con preparatori atletici. Di questo io lo dico sempre, ci fa piacere in maniera veramente importante il patrocinio del CONI, che di fatto dice: non siete uno sport, ma c'è una disciplina che è simile, perché c'è la preparazione, c'è l'attenzione, c'è lo sforzo fisico, c'è il lavoro di squadra, e quindi questo per chi ama il gesto atletico estremo, perché questi ragazzi arrivano veramente in condizioni al limite, il palio è un appuntamento imperdibile. Da noi non corrono i cavalli, corrono le persone, e le persone arrivano veramente al limite. Nicola, ricordiamo l'appuntamento, quando sarà? Allora, il palio dura dal 30 agosto al 4 settembre, la gara femminile è il sabato 2 settembre, e domenica 3 settembre palio dei maschi. Il palio e la gara, ma anche il prima di domenica 3 settembre, sarà in diretta su Antenna 3, e questo insomma è un grande onore per noi, vi ringraziamo molto perché ci dà la possibilità di parlare a tanta gente. Grazie davvero Nicola, ovviamente insomma ci saremo, un appuntamento importante perché l'abbiamo detto, un appuntamento non solo sportivo, storico, ma che coinvolge l'intera città, ma non solo Montebelluna, perché vengono davvero dappertutto, da tutte le città, per vedere questo palio che come avete sentito insomma è un palio storico. Grazie davvero Nicola, grazie. Grazie a voi tutti. Grazie. Noi ora ci spostiamo a Spresiano. Vedo già qui sullo schermo il nostro Christian Arboiti che ci sta mostrando una cartolina. Christian, a te la linea. Esatto Daniela, pensa, questa è una cartolina del 15 settembre 1973, poco meno di 50 anni fa, una cartolina che la signora Ornella spediva a Gianna, che è qui con me. Qual è la cosa particolare di questa storia? Che questa cartolina è stata recapitata di fatto
nei giorni scorsi. Lei, signora Gianna, se l'è trovata nella cassetta delle lettere ieri sera. Sì, ieri sera ho visto che c'era qualcosa, ho aperto e ho trovato questa cartolina e con stupore da subito ho pensato chi potesse avermela mandata, una cartolina di questi tempi con tutti i selfie che ci facciamo, con i cellulari che abbiamo. Ma ho guardato che poi Ornella non ricordo più nessuna Ornella, ma poi quando ho visto l'anno lo stupore è stato grande, perché ho detto mamma mia, 1973, io ero una ragazzina, ero adolescente in quel periodo. Sono andata indietro con gli anni e in effetti avevo delle amiche, più di una, che si chiamavano Ornella, e quindi è stato uno stupore doppio, perché ho detto ma questa cartolina a 50 anni, cioè da dove arriva 50 anni fa, integra, perché tra l'altro è ancora molto ben conservata. È stata un'emozione, ecco, è stata un'emozione e non nascondo che sono rimasta colpita da questa cosa. Innanzitutto ho chiamato i miei fratelli, perché ho detto magari loro l'avessero per caso ieri trovata in un cassetto e magari io l'avessero messa nella mia cassetta delle poste. Io ieri ero a Ferragosto, ero fuori e loro mi hanno confermato che così non era. Quindi, diciamo teoricamente è stato il postino che Teoricamente è stato il postino che ha lasciato questa cartolina nella mia buca delle lettere. Una cartolina direttamente dal passato e veramente, Daniela, quello che stupisce è che non è sgualcita, ma tutto riporta al 1973. In ultimissima battuta, signora, in 10 secondi, un appello a questa signora Ornella. Sì, avrei piacere di sapere dalla firma se qualcuno si riconosce, qualcuno che mi conosce, che mi conosceva, comunque una ragazza, perché io ero adolescente, quindi lo era probabilmente anche questa Ornella. Che si faccia viva, ecco, che si faccia viva, e così troviamo chi l'avrebbe spedita, sta cartolina da Jesolo. Jesolo 50 anni fa. Signora Gianna, grazie davvero per questa preziosa testimonianza, un po' a Marcord. Sì, a Marcord, esatto, ha ragione. Ha ragione, è proprio una Marcord piacevole, non le nascondo che è stata un'emozione, veramente una cosa piacevole, ecco, sicuramente, che tocca il cuore, perché poi con la mente vai a quegli anni là, ecco, sicuramente, assolutamente sì. Grazie signora Gianna, lasciamoci così con questa bella storia, cara Daniela. Con Alberto Pivetta ti restituisco la linea da Spresiano. Grazie davvero Cristian, grazie, davvero una bellissima storia. Speriamo davvero che possa trovare chi aveva scritto questa cartolina. Ieri, insomma, Ferragosto, ovviamente ci sono stati fuochi d'artificio un po' dappertutto, successo di pubblico anche in Prato della Valle a Padova, molti padovani della città e della provincia e molti turisti che hanno assistito proprio ai giochi di luci e musica nella storica piazza. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Sono tornati i fuochi in Prato della Valle dopo il Covid e l'edizione dello scorso anno funestata dalla pioggia. In 50.000 tutti a testa in su per guardare il tradizionale spettacolo di Ferragosto. Volti illuminati dai giochi di luce che hanno animato la grande piazza padovana. Anche i vigili del fuoco, arrampicati sul loro automezzo, hanno apprezzato lo spettacolo pirotecnico. Molti i padovani che hanno partecipato a quello che è un vero e proprio rito estivo per chi resta in città. Stiamo aspettando i fuochi. Di tutti gli anni, sì. Non li perdete mai? No, non li perdiamo mai. A parte l'anno scorso che pioveva, purtroppo non li abbiamo visti. L'ho già visto, per cui anche è un bello spettacolo sicuramente.
prima dei fuochi, l'animazione sul palco che ha intrattenuto migliaia di persone. È veramente dal 2019 che non vedevamo una piazza così piena con decine di migliaia di persone, tanto entusiasmo, cittadini padovani che sono in città, ma anche tanti turisti che sempre di più scelgono Padova. Vediamo una grande occasione di intrattenimento, gratuita, tanta musica, i fuochi d'artificio, rispettosi anche dell'ambiente e degli animali con la limitazione dei suoni. E quindi ci sono tutti gli ingredienti e le condizioni per una bellissima serata per celebrare l'estate insieme. Con queste bellissime immagini si conclude questa nostra prima edizione. Ovviamente l'appuntamento è per domani. Io ringrazio i registi Simone Merlo e Renato Capoia che ci hanno seguito passo dopo passo, e ringrazio voi per averci seguito. Ora ci sono le previsioni del tempo e poi il nostro film, la pubblicità e il nostro film. Grazie, arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Benvenuti al Meteo, previsioni per mercoledì 16 agosto. Sul Veneto previsto al mattino cielo sereno, poco nuvoloso sulle aree alpine, dove sarà possibile a partire dal pomeriggio qualche rovescio temporale che potrebbe estendersi anche alle zone prealpine. Temperature minime in aumento in pianura e in lieve calo in montagna. Minime comprese tra i 22 e i 24 gradi, massime senza sensibili variazioni fino a 34 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa. Sui monti nuvolosità diffusa al mattino con qualche probabilità di rovesci temporali a carattere locale. Temperature minime tra i 22 e i 23 gradi, massime tra i 30 e i 32 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo estivo con mattinate generalmente soleggiate, mentre nelle ore più calde nubi più consistenti con probabili rovesci e temporali sparsi. Temperature in aumento con minime intorno ai 21-22 gradi, massime tra i 33 e i 36 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.